Le Dolomiti sono dal punto di vista loro una realtà straordinaria dove pareti, canaloni, creste si susseguono con una originalità e con un modo di esprimere forme e realtà strutturali che non è possibile trovare in qualche altro posto al mondo. Il Club Alpino Italiano, fondato da Quintino Sella nel 1863, è un'associazione di volontari che hanno per scopo la frequentazione della montagna in tutte le sue forme, la ricerca e la divulgazione di quanto la montagna può offrire. Per cui siamo stati riconosciuti come ente formatore da parte del Ministero della Pubblica Istruzione italiana nei confronti dei docenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia. Allora, il focus del corso di quest'anno sulle Dolomiti è la dichiarazione delle Dolomiti come patrimonio dell'UNESCO. Da questo punto di vista abbiamo accompagnato qui questi docenti e stiamo illustrando quali sono state le motivazioni che hanno portato l'UNESCO a scegliere questa realtà per dichiararla di così notevole importanza per l'umanità. Qui si vede le rocce vulcanoclastiche scure che si vanno ad appoggiare sopra alla scarpata e si vede anche che la scarpata qui alla laguna, qua al margine, e piano piano la piattaforma arretra, qui c'è la scarpata che va a finire sopra la laguna, quindi vuol dire che il sistema torna indietro. Il secondo livello è quello delle comunità vegetali. Se andiamo già nelle Alpi centrali, per effetto di massa sul Gavia in Val Peder arriva a 2550. Che va a finire al Falzarego, sì, con la Cresta Gallina. La nostra ambizione è quella di portare gli insegnanti a vivere l'esperienza diretta di conoscenza perché a loro volta siano protagonisti di momenti analoghi con gli studenti a contatto con l'ambiente, con l'obiettivo di una cittadinanza attiva, creare persone di domani come adulti che abbiano consapevolezza del patrimonio collettivo e che siano anche capaci di difenderlo conoscendolo. Io vengo dalla Sardegna, vengo da Cagliari. Arrivo dalla Sicilia. Io partecipo a questi corsi da tantissimo tempo, quando ne ho l'occasione. Abbiamo avuto la possibilità di avere degli esperti, delle persone veramente competenti che mi hanno fatto apprezzare il valore geologico, storico, geomorfologico, che chiaramente è molto diverso da quello che io posso apprezzare dalle mie parti. Questi corsi sono veramente di alto valore e soprattutto per l'attenzione che gli organizzatori mettono nel creare dei legami, delle sinergie anche tra materie completamente diverse. Tornando a scuola è possibile per noi creare dei progetti, delle uscite didattiche che siano strettamente interconnesse tra le materie. Penso che nelle Dolomiti ci sia qualcosa di sublime, per cui il sublime si ricollega sicuramente al concetto filosofico, al concetto artistico, al concetto letterario. Le Dolomiti dimostrano come l'uomo fondamentalmente ha interagito, costruito, modificato, però anche imparato a conoscere quello che è un ambiente assolutamente eccezionale. E questo il fondamento dell'insegnamento che si deve portare nelle scuole. Innanzitutto abituare i ragazzi di oggi, che non hanno questa grande sensibilità, a leggere i luoghi dove sono.